Bene, oggi parliamo di un prodotto che ha 20 anni. Nel 2000 è uscito questo prodotto, questo è il catalogo originale, La Casa dei Sogni. Abbiamo fatto tante edizioni, un prodotto di grande successo in questi anni. Adesso facciamo un restyling importantissimo perché cambiamo molte cose. Questo è il catalogo nuovo che anche come grafica si adatta alle attuali nostre fotografie, ma soprattutto presentiamo questa parte che si chiama granito brasiliano e questa parte che si chiama marmo nuvolato. In più, in questo catalogo ci sono le applicazioni di Casa dei Sogni normale e di trasparenze. Adesso vi faccio un ripasso di tutto e vi spiego Casa dei Sogni, trasparenze, come vanno applicati e la finitura con ipervetro che crea quindi granito brasiliano e marmo nuvolato. Come sempre, tutto comincia con il Primus. Bene, allora il Primus adesso asciutto, possiamo procedere alla dimostrazione di applicazione di Casa dei Sogni. Questo è il colore che abbiamo scelto. Come si fa il colore? Si mescola la percentuale indicata nel catalogo con la Casa dei Sogni. In questo caso mettiamo 20 cc di prodotto. Bene, adesso siamo pronti, il prodotto è stato colorato, siamo pronti per l'applicazione di Casa dei Sogni. Quindi con il nostro guanto abbondantemente applichiamo il prodotto in parete. E questo prodotto qua è fantastico, lo applichi come vuoi, viene sempre bene e c'ha questo senso di personalità e di naturalezza. Ecco, il bello della Casa dei Sogni è che ha questo impasto così grumoso, bucciato. Noi adesso lo vediamo esattamente com'è. Quando lui asciuga però diventa quasi completamente piatto e questo è l'effetto naturale di Casa dei Sogni. Volendo, per aggiungere un contenuto in più, dopo una ventina di minuti con un guanto si passa leggermente e si forma ancora una maggiore profondità. Tra 20 minuti ve lo facciamo vedere. Ecco, i 20 minuti sono passati, il prodotto è ancora molto umido. Prendiamo il guanto senza prodotto e andiamo ad accarezzarlo leggermente. Adesso Fabio ci fa vedere come fare. Ecco, con questo passaggio si rende ancora più uniforme, più movimentato questo senso, che poi lo vedremo con l'applicazione successiva, di granito brasiliano. Bene, adesso il prodotto qua è asciutto, è la Casa dei Sogni, prodotto originario del 2000, siamo a 20 anni e nel catalogo lo troviamo qua, la Casa dei Sogni, la sua versione originale, un prodotto di grandissimo successo. Adesso che cosa facciamo in questo nuovo catalogo? Presentiamo un nuovo effetto che si chiama granito brasiliano e si ottiene con la Casa dei Sogni, e qui abbiamo esattamente questo colore, e gli mettiamo sopra un passaggio di una resina che noi chiamiamo ipervetro, che lo rende completamente lavabile e resistente e soprattutto con questo effetto proprio di granito lucidissimo. Qui addirittura nel catalogo vediamo i due effetti, quello la Casa dei Sogni e granito brasiliano nei fogli reali fatti a mano. Adesso facciamo vedere come finirlo con ipervetro. La prima cosa da fare per togliere qualche piccola impurità che c'è, passiamo un po' di carta vetrata. Che carta vetrata è questa? È una 320.
una 320. Ok, quindi è una piccola passata di carta vetro. Via. Ecco, quello che è cambiato è che abbiamo una superficie leggermente più liscia, solo perché mettendo ipervetro cerchiamo di avere un effetto totalmente liscio. Confermo che la Casa dei Sogni è un prodotto già lavabile di suo, non necessita di ipervetro. Naturalmente, quando andiamo a mettere questo prodotto di assoluta protezione per bagni e cucine, abbiamo una garanzia assoluta in tutti i campi, sia la resistenza che la lavabilità. Eccolo qua. Questa è la versione con ipervetro e questa la versione senza, che l'abbiamo vista prima. Ora, questa è una mano di ipervetro, non abbiamo ancora una superficie perfetta. Se vogliamo possiamo fare due cose: aspettare che asciughi e dare una carteggiata. L'ipervetro si può carteggiare, è un po' duro, si fa un po' di fatica, ma si tira completamente liscia e si dà una seconda mano. Oppure senza carteggiare si dà una seconda mano, è già migliorativo. Dipende che livello di perfezione è richiesto. Bene, abbiamo visto la Casa dei Sogni, abbiamo visto il granito brasiliano, lì in quel caso abbiamo applicato tanto prodotto. Adesso prendiamo lo stesso prodotto, lo stesso colore e lo applichiamo invece in un modo molto leggero, in modo di creare delle trasparenze. Difatti il prodotto applicato in questo caso si chiama trasparenze. Lo applichiamo con un passaggio e vediamo. Se vediamo qualche piccola imperfezione possiamo sempre dare un'altra velatura in modo di avere la parete completamente uniforme. Puoi procedere. La prima mano è asciutta. A questo punto, se vi piace così, con questi movimenti, con queste ondulazioni, con queste venature, la lasciate così. Se la volete più uniforme, possiamo procedere con la seconda mano. Adesso vi faccio vedere con la seconda mano. Ecco, un piccolo trucco: se cerchiamo una maggiore uniformità, potrebbe essere di utilità spruzzare un po' d'acqua in modo che il prodotto si spalma meglio. Qui abbiamo trasparenze, questo è lo stesso catalogo, continua con trasparenze, lo stesso prodotto, lo stesso colore, dato in un modo più tirato, quindi più leggero. Se vogliamo evitare le macchiature ci aiutiamo con un pochino d'acqua, con lo spruzzino, ma a noi ci piaceva un po' macchiato e così l'abbiamo tenuto come è sul catalogo. Qui il prodotto è finito, come ho detto è lavabile, può rimanere così. Se vogliamo iperproteggerlo, ancora una volta ipervetro. E qui abbiamo
nel catalogo delle belle immagini. Abbiamo chiamato marmo nuvolato perché quando è completamente liscio ci dà proprio questa sensazione di marmo. Adesso, anche qua, per poter togliere magari qualche crestina, un piccolo colpo di carta vetrata. Queste trasparenze, finito, lavabile, completo. Qui abbiamo scelto un colore più scuro perché ci volevamo rifare al colore di granito brasiliano, lo stesso colore, qui possiamo fare una comparazione. Adesso trasformiamo questa finitura in marmo nuvolato, eccolo qua. Come facciamo? Semplicissimo, gli diamo una mano di ipervetro. Ecco, finito il nostro marmo nuvolato, abbiamo appunto le trasparenze sopra questo passaggio di ipervetro, qui una mano, anche qua si può dare un'altra mano, si può carteggiare, dipende a che livello di vetro si vuole arrivare. Adesso quello che in più voglio fare vedere è una variante ancora più particolare, l'abbiamo chiamata pelle di serpente. E partendo da prodotto bagnato, con questo rullo lo andiamo a disegnare in modo totalmente incoerente. Adesso vi faccio vedere come. Pelle di serpente, qui molto particolare, un bagno, una cucina, e questa foto la racconta molto bene questo effetto. Comunque in questo catalogo abbiamo diverse soluzioni, le due chiamiamole antiche, hanno 20 anni, una si chiama Trasparenze e l'altra Casa dei Sogni, prodotti opachi, molto resistenti, molto lavabili, facili da applicare. E poi le due versioni moderne, marmo nuvolato, quello che abbiamo visto prima qua, e questo con il rullo. E poi abbiamo invece la Casa dei Sogni, che qui abbiamo trasformato con ipervetro in granito brasiliano. Effettivamente è un'imitazione del granito brasiliano. Come sempre abbiamo, lo diciamo sempre, importante, 169 colori disponibili, quindi c'è tutto il potere di scegliere, divertirsi ed essere creativi con i nostri prodotti. Grazie e buon lavoro.